in collaborazione con Benvenuti a un altro appuntamento con il Medico Informa. Siamo in compagnia della dottoressa Rossana Dezzoni, che è la responsabile della struttura semplice di terapia del dolore. Poi dopo, anzi cominciamo subito, dottoressa, se crede, spiegandoci all'interno di quale struttura si trova ed opera la terapia del dolore. Sì, buonasera a tutti. Quindi la terapia del dolore è diventata da agosto di 2022 una struttura semplice che sta all'interno di una struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta dal professor Berlot, e sta a sua volta all'interno di un dipartimento, quindi una struttura molto più ampia, di anestesia e rianimazione, a capo della quale c'è il professor Umberto Lucangelo. Okay. È una struttura che non è nuova, cioè magari qualcuno potrebbe pensare che sia recente, eccetera, invece mi diceva prima di incominciare che ha radici addirittura negli anni '80. Certo, sì, col professor Mocavero la terapia del dolore aveva preso piede, lui è stato un pioniere, ma non solo a Trieste, ma in Italia, e quindi aveva portato delle innovazioni o comunque ricerca in questo campo fin dagli anni '80 e soprattutto all'ospedale Maggiore. Poi dopo di lui si sono avvicendati poi altri colleghi, la dottoressa Palladini, Serra, Poggi, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi c'è sempre stato l'ambulatorio di terapia del dolore, aperto sia ai cittadini, quindi ai pazienti afferenti dall'esterno, sia ai pazienti ricoverati e quindi assistiti nell'ambito appunto delle sintomatologie dolorose post-operatorie o oncologiche o post-traumatiche. Quindi c'è una doppia, dire doppio binario probabilmente non è corretto, ma insomma c'è chi appunto soffre di dolore anche post-operatorio, magari poi lo spieghiamo, eccetera, e anche chi vi accede, diciamo così, come esterno. E in quel caso chi vi accede dall'esterno? Allora, l'accesso dall'esterno viene mediante un'impegnativa del medico curante, come in qualsiasi visita specialistica, attraverso, eventualmente poi lo decide il medico curante, attraverso una priorità, quindi il medico curante decide o chi manda il paziente, quindi anche uno specialista può mandare il paziente da noi, decide quanto grave è il dolore in quel momento e quindi attraverso una griglia di priorità che noi abbiamo fornito poi a tutti i medici di medicina generale, accede attraverso delle priorità che sono brevi, differite o programmate in base appunto alla gravità. Quindi abbiamo questo ambulatorio per esterni al quale accedono tutti questi pazienti attraverso comunque degli appuntamenti organizzati dal CUP. E poi diciamo che alla prima visita generalmente consegue quasi il 90% dei casi la presa in carico. La presa in carico vuol dire poi nel tempo noi andiamo a non solo far diagnosi, ma poi a capire che tipo di dolore il paziente presenta e quindi nel tempo poi andremo a fare delle terapie che non sono solo farmacologiche, ma sono anche di tipo infiltrativo, invasivo, mini-invasivo, ma noi offriamo anche alcuni tipi di terapia non convenzionale, nella fattispecie l'agopuntura, che rientra nei LEA, quindi in Friuli Venezia Giulia ormai da più di 20 anni rientra nei livelli essenziali di assistenza, quindi dispensate dal servizio sanitario. Qui stiamo parlando di quella sindrome di dolore cronico o non necessariamente? Sì. Nell'ambulatorio di terapia del dolore curiamo generalmente il dolore cronico, ma sappiamo che nel dolore cronico poi ci sono delle riacutizzazioni, quindi si tratta un po' entrambi.
Abbiamo patologie non oncologiche, quindi dolore cronico, il classico dolore alla schiena che si cronicizza, pazienti che magari vengono operati, rioperati a livello proprio neurochirurgico, ma abbiamo tutti i problemi di dolore neuropatico, quindi dalle nevralgie post-erpetiche alle nevralgie trigeminali, che non rispondono alle terapie convenzionali e che quindi poi devono accedere da noi per avere una, diciamo, una risposta diversa, una risposta che va oltre alla farmacologia e che quindi si concentra più su terapie di tipo, si dice, neuromodulativo, cioè dove andiamo a modulare, dove andiamo a spegnere l'innervazione alla zona dolorosa attraverso tecniche anestesiologiche, attraverso l'uso degli anestetici locali, che sono questi farmaci speciali che noi usiamo anche in sala operatoria. Adesso le faccio una domanda che sicuramente sciocca, però insomma vediamo anche se riesco a formularla in modo quantomeno sperabilmente più intelligente della domanda stessa. Però voi, virgolette, vedete il dolore, cioè una persona dice io adesso mi duole il braccio, no? Qualcuno dice boh, va bene. Voi invece tramite analisi eccetera capite che c'è un dolore, ecco, insomma, non so se... Sì. Cioè, ci sono ovviamente delle indagini diagnostiche che possiamo fare dalla radiologia che ci fornisce risonanze, TAC, eccetera, alla neurofisiologia, quindi elettromiografie, elettroneurografie. Però al di là di quello che noi troviamo oggettivamente, il dolore va oltre a questo. Il dolore è un'esperienza soggettiva, estremamente soggettiva. Quindi molte volte la quantificazione del dolore è difficile da fare in maniera oggettiva sul paziente, perché il paziente esprime il suo dolore a suo modo e questo deriva da esperienze personali, esperienze familiari, da correlati di tipo psicoemotivo, per cui è difficile dare una classificazione al paziente, bisogna conoscerlo, bisogna vederlo più volte. Noi abbiamo delle scale del dolore, le abbiamo, sono state validate a livello nazionale e internazionale, però non sempre è facile capire quanto il paziente effettivamente ha dolore. Anche perché poi immagino che ci siano, come posso dire, soglie differenti, magari qualcuno tollera di più, qualcuno tollera di meno, eccetera. Infatti, quindi deve essere molto difficile. Si parla di soglie del dolore, si parla di soglie di tolleranza, ci sono insomma cose che vanno studiate, non è facile, bisogna conoscere bene il paziente, bisogna avere un po' di occhio, un po' di esperienza e quindi insomma sono pazienti che comunque sono impegnativi, perché le sindromi dolorose croniche comunque e complesse impegnano parecchio dal punto di vista diagnostico e terapeutico. E senta, invece altra cosa, dottoressa, è quando voi invece intervenite, adesso anche sui termini, come dico sempre, ci si può sempre mettere d'accordo, quando intervenite però in ospedale. Certo. Cioè dopo le operazioni in genere. Sì, noi diciamo, la struttura semplice di terapia del dolore prevede 2 sezioni. Una sezione appunto che si occupa del dolore post-operatorio, noi abbiamo 5 infermieri dedicati che seguono per in media 4-5 giorni nel post-operatorio i pazienti che sono stati sottoposti a degli interventi tali per cui noi prevediamo che nel post-operatorio quel paziente potrà avere un dolore da moderato a severo. Li seguiamo, cosa vuol dire? Che vengono impostate delle terapie dall'anestesista in sala operatoria, ma poi vengono anche applicati dei dispositivi. Ci sono delle pompe con cui noi infondiamo farmaci analgesici più o meno potenti, oppure delle tecniche anestesiologiche come ad esempio la puntura peridurale, il catetere peridurale, che ci permette di infondere dell'anestetico in modo tale, a livello della colonna vertebrale, in modo tale da ridurre la sintomatologia dolorosa nel post-operatorio. E questa è la sezione dolore post-operatorio. Noi seguiamo anche comunque i pazienti post-traumatici, ad esempio i politraumi che arrivano dalla strada, eccetera, quindi fratture costali, fratture vertebrali, fratture a livello degli arti, eccetera.
E poi invece c'è la sezione invece del dolore cronico di cui abbiamo parlato, di cui si occupa l'ambulatorio, ma l'ambulatorio si occupa anche delle consulenze interne all'ospedale. Nel senso che al nostro ambulatorio quotidianamente giungono delle consulenze, delle richieste di consulenze per pazienti ricoverati con sintomatologia dolorosa cronica o sintomatologia da dolore oncologico. Questo che cos'è esattamente? Il dolore oncologico. Allora, il dolore oncologico deriva generalmente un dolore, anche in questo caso impegnativo, perché deriva dalla massa tumorale che va a comprimere le strutture circostanti, quindi strutture nervose, strutture ossee, strutture muscolari, e quindi crea una sintomatologia dolorosa importante che può essere da compressione nervosa, e quindi da un dolore neuropatico, oppure da un dolore nocicettivo che soprattutto deriva da una compressione delle altre strutture, insomma, ossee, muscolari o viscerali. E quindi insomma anche in questo caso abbiamo sotto controllo un po' tutto. Per esempio ci sono delle operazioni che, come posso dire, automaticamente rientrano nelle categorie che voi seguite? Perché più complesse per via, che ne so, della durata, via della zona del corpo che è interessata? Certo. Noi abbiamo dei protocolli interni per il dolore post-operatorio, per il dolore acuto post-operatorio, quindi noi in base al tipo di intervento, della durata, soprattutto l'incisione, in base all'incisione che viene fatta al paziente, quindi ovviamente incisioni chirurgiche più o meno grandi, soprattutto in certe zone. Ad esempio sappiamo che l'intervento a livello toracico e a livello addominale sono quelli più invasivi e più dolorosi nel post-operatorio, soprattutto se si usa la tecnica della toracotomia o la laparotomia. Oggigiorno le tecniche chirurgiche si sono evolute sempre verso, diciamo, una invasività minore, quindi la laparoscopia e la toracoscopia ci aiutano ovviamente anche in questo caso, perché le incisioni sono molto piccole e quindi il dolore sicuramente il post-operatorio è minore. Però ci sono alcuni, soprattutto in pazienti oncologici, l'esplorazione che viene fatta a livello chirurgico è ampia, e quindi sappiamo che nel post-operatorio, e quindi ci sono tutta una serie di tecniche anestesiologiche che prevedono già di bloccare il dolore già prima che nasca, quindi si chiama preemptive analgesia proprio per questo motivo, e poi ci sono delle tecniche che noi usiamo durante l'intervento e nel post-intervento. Ecco, quali sono, lei li ha già un po' vi ha accennato, però gli strumenti di cura, perché non è che uno che ha un dolore gli date un unguento, ecco, insomma. No, certo, a parte che quando accedono al nostro ambulatorio i pazienti sono stati già trattati a un primo livello, anzi i medici di base ormai possono usare un po' tutti i farmaci, fino, diciamo, dalla semplice tachipirina, paracetamolo, posso fare, agli opioidi deboli, agli opioidi forti, quindi fino ad arrivare all'ossicodone, la morfina, il fentanyl, tutti nomi che adesso sono tristemente noti purtroppo. Quando il paziente non risponde a questo tipo di terapia, diciamo, di base, allora può accedere al nostro ambulatorio se il dolore persiste, anche perché in questo caso noi possiamo offrire, diciamo, un ulteriore approfondimento diagnostico, soprattutto a catinara, perché noi possiamo chiedere degli esami neurofisiologici più approfonditi, possiamo chiedere delle consulenze, ad esempio neurochirurgiche o del chirurgo vascolare, e quindi in un'ottica di approccio multidisciplinare al paziente, ovviamente il paziente deve accedere ad un centro più grande. Noi infatti ci chiamiamo centro hub. I centri hub sono 3 in Friuli-Venezia Giulia, siamo noi, Udine e Pordenone, dove appunto si fa diagnosi più approfondite e terapie più invasive. È un settore, chiamiamolo così, che si innova? E come si innova? Allora, dal punto di vista organizzativo, dal 2016 è stato definito da un decreto regionale, proprio il decreto numero 165, una organizzazione piramidale
per quanto riguarda proprio sia le cure palliative che la terapia del dolore. Quindi abbiamo alla base della piramide gli ambulatori distrettuali e i medici medicina generale, ad un livello intermedio i centri SPOC, quindi sono diciamo, corrispondono agli ospedali minori, diciamo come Gorizia, come Falcone, e poi in centri hub, e siamo l'apice della piramide. Quindi siamo organizzati in questo senso. Poi è stato istituito un coordinamento regionale per le terapie del dolore e per le cure palliative, per cui noi siamo in contatto attraverso riunioni seriate che vengono fatte ogni 3-4 mesi, siamo in contatto con gli altri terapisti del dolore delle altre terapie del dolore, quindi siamo tutti organizzati, cerchiamo di creare dei protocolli comuni e quindi di camminare tutti insieme verso lo stesso obiettivo, che è quello di aiutare il paziente nel suo dolore, soprattutto di riportarlo, diciamo, alla sua vita, alla vita sociale, alla vita lavorativa, alla vita familiare, perché il dolore sappiamo che purtroppo, soprattutto la malattia cosiddetta dolorosa, va ad inficiare la qualità di vita, e quindi il paziente alla fine perde proprio il suo ruolo sì. familiare, sociale, eccetera. Quindi quello è lo scopo, è proprio di reinserirlo nella propria vita. E non ho chiesto, faccio ammenda adesso, dov'è la sede della terapia del dolore? A Catinara o al Maggiore? Allora, è a Catinara, al terzo piano, la Torre Medica. Ah, okay. Quella è la sede principale, però noi abbiamo anche una piccola sede distaccata all'ospedale Maggiore, nella ex rianimazione, dove eseguiamo soprattutto le terapie di tipo più invasivo, quindi infiltrativo, invasivo, eccetera. Perché ovviamente è una zona più controllata, è una zona più monitorizzata. La presa in carico del paziente significa anche che lo seguite a domicilio? No, noi non usciamo, però appunto c'è questa collaborazione col servizio di cure palliative, a capo del quale c'è la dottoressa Antonione, con cui appunto collaboriamo costantemente. Una volta è stata anche il nostro ospite. Sì. E infatti vengono segnalati pazienti, soprattutto oncologici, o comunque pazienti con malattie degenerative neurologiche, vengono segnalati prima a noi, quindi attraverso una consulenza, e anche alle cure palliative contemporaneamente. Quindi poi noi ci scambiamo ovviamente le nostre opinioni, discutiamo dei casi, e poi i pazienti tornano a casa e lì vengono seguiti invece dalle cure palliative. Sì. E ultima domanda, come posso dire, restiamo ai casi quelli post-operatori semplici, ecco, insomma, no? Una persona è preparata poi al dolore, o è logico, torniamo a dire, ognuno poi tollera più, meno, reagisce, ma voglio dire, ti dicono, no, sentirà dolore, eccetera. Secondo lei è preparata una persona o no? Allora, noi anestesisti parliamo col paziente prima dell'intervento, questo sì, ne parliamo. Li informiamo anche sul tipo di terapia antalgica che verrà fatta nel post-operatorio, glielo diciamo proprio, guardi, lei nel post-operatorio avrà questa macchinetta che le infonderà questo farmaco, stia tranquillo, verrà seguito dai nostri infermieri e dagli anestesisti, perché non senta il dolore, insomma. Quindi li prepariamo, sì, questo sì, il colloquio viene sempre fatto dall'anestesista sia in ambulatorio sia al letto del paziente, se il paziente appunto ha un intervento che deve essere fatto rapidamente, insomma, quindi noi li vediamo anche al letto del paziente direttamente, quindi sì, vengono avvertiti, anzi. Ok. Grazie allora alla dottoressa Rossana Dezzoni, che è la responsabile della struttura semplice di terapia del dolore. Buon lavoro. E grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. In collaborazione con